Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Buongiorno Natalia e grazie mille alla nostra Radio Libertà. Noi abbiamo una trasmissione cosiddetta Filo Diretto che si rivolge alle nuove problematiche riguardanti il nuovo codice della strada. Però noi siamo formati come associazione di volontariato, ufficio rapporti sociali a servizio dei cittadini. Trattiamo argomenti di vario genere, lo sapete, ci ascoltate, ci seguite e noi lo ripetiamo, riguardanti per esempio lo sportello che al servizio del cittadino può essere valido per il patronato, per avere la pensione, la reversibilità, i conteggi, domande varie, oppure problemi sociali, emergenze abitative, ACT, bonus vari, servizi legali, informazioni per vertenze civili, penali, sociali, eccetera. Problemi condominiali riguardanti vertenze, misure, registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi. Poi abbiamo CAF, patronati e assicurazioni, sia per le macchine che per le famiglie che per le case. Noi abbiamo un servizio quotidiano, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16 a Lone in via Volvera. Telefonate al 328 07 15 232 oppure inviate dei mail a ufrapportisociali@libero.it. Voi chiedete le vostre necessità, i vostri servizi e noi con il personale altamente qualificato e a titolo gratuito è a disposizione per la soluzione. Con noi fanno anche parte altre associazioni che ormai conoscete, io ripeto per rispetto, e sono per esempio riguardanti le macchine, gli Automobili Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, i Muturvei, i Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici. Abbiamo con noi, e poi ve lo chiariranno loro, anche associazioni di disabili, gente che ha dei problemi e quindi collaborando con i nostri club e i nostri gruppi ottengono degli ottimi risultati e ve li spiegheranno con le date anche per le gare addirittura di domani. Ecco perché ringrazio Radio Libertà, perché consente, lo ripeto, lo sottolineo a noi, di potervi parlare di quello che succederà fra un'ora, non fra un anno, fra 20 anni, fra 30 anni o che è successo 50 anni fa, quello che ci aspetta e noi chiariremo, cercheremo di chiarire. Oggi abbiamo con noi sempre i soliti che parleranno, per esempio inizieremo con Achille, il quale ci dovrà spiegare cosa è successo la settimana scorsa, a che punto è adesso la situazione. Poi abbiamo il presidente, per quanto riguarda il nostro figlio Maurizio, con il libro eccetera, e mi riferisco a Senza Limiti, cioè a Gianni Ferigo, e poi per quanto entriamo nelle macchine e nelle auto, abbiamo con noi il responsabile Ubaldo De Maria, dell'Automoto Club Canavese e soprattutto il presidente dell'Automobile Club Padania, Claudio Lipodio, il quale grazie alla sua partecipazione può rispondere a tutti come iscriversi, come registrarsi, come riconfermarsi, a che associazioni rivolgersi, a che assicurazioni, cioè dare tutte le informazioni necessarie e gli esperti come l'ingegner Diego Cudia, che io tengo e vi tengo molto a cuore perché è un personaggio internazionale, essendo lui responsabile a livello europeo, quindi tutto quello che succede lui lo sa, ci tiene al corrente e ce lo spiega. E poi oggi forse non so se riusciremo ad avere un collegamento anche con l'architetto Arturo Calligaro, che oltre a essere un esperto tecnico è anche un grande esperto politico, è uno dei più grandi esperti politici per quanto riguarda la nostra associazione, e così chi ci ascolta può essere messo a conoscenza di tutto ciò che può riguardare. Chiamate, ve lo ripeto, lo 02 92
94 7222 oppure inviate dei messaggi al 340 67 09 659. Quindi Claudio, ti dico di tenere sotto controllo tutta la trasmissione perché la gestisci tu, io nella mia piccola ignoranza non sono sempre all'altezza, e gli altri vi diranno poco per volta ciò che devono dire, che è capitato e che sarà il futuro. Quindi inizio ringraziando intanto Natalia come regista e Radio Libertà, e iniziamo con Achille, al quale chiedo scusa per la settimana scorsa, così ci potrà spiegare con calma, bene e chiaro tutto ciò che bisogna sapere. Ciao Achille, benvenuto, te la parola. Grazie Luigi, innanzitutto ti dico che ti sono vicino per un argomento che noi conosciamo. Poi come arbitro del basket voglio ricordare un amico arbitro che 2 giorni fa è stato operato in sostituzione del menisco, e allora gli faccio gli auguri come anche diciamo collega cornuto, come ci definivano. Oggi parlo di Senza Limiti, anche perché nei primi giorni di febbraio è il primo anniversario della morte di Maurizio. Diciamo che è un gruppo formato da 240 atleti che partecipano a 12 attività sportive e girano intorno a 500 persone con le famiglie. È una delle più importanti società d'Italia, è molto unita agli associati e alle loro famiglie. Stanno preparando una pubblicazione che presenta tutta la loro attività annuale. Hanno bisogno di sponsor, di persone che sostengono la loro attività. Io ho interessato, dopo aver sentito l'espressione del presidente Mattarella sulle Paralimpiadi, mi sono permesso di scrivere direttamente al presidente chiedendo un telegramma per questa nostra associazione torinese. Diciamo, mi fa piacere che io continuo a telefonare alla sua segreteria perché Achille è uno che quando dice ci sono c'è realmente e continua a insistere fino a che qualche volta ottiene qualcosa. Dunque, quante volte ho partecipato alle loro feste organizzate come vero amico. Diciamo che ho saputo che c'era una ragazza non vedente di Roma che non sapeva dove potersi allenare per le sue gare e l'associazione si è interessata e ha ottenuto di farla venire a Torino utilizzare la pista di atletica del Parco Ruffini. Di conseguenza vedete che non si rivolge solo ai diversamente abili torinesi, ma anche a quelli di tutta Italia. Maurizio, figlio del presidente deceduto diciamo il 5 di febbraio, visto che siamo proprio vicini alla data del suo primo anniversario, vi voglio spingere a comprare il libro Maurizio. È un libro che a me è stato regalato all'Epifania e in un'ora e mezza l'avevo già finito, perché realmente è ben scritto, dove dà indicazioni alle persone che hanno disabili e che non sanno come comportarsi o come contattare le associazioni tipo questa che fanno fare attività sportive ai loro figli. Diciamo il libro lo potete
diciamo, chiedere il numero di telefono a Luigi, perché per radio non do numeri di telefono. E a voi ascoltatori preciso che se chiedono offerte a mio nome non consideratele se non sono supportate dall'amico del cuore Luigi, persona che mi invita a grazie, partecipare, perché dobbiamo andare avanti un po' veloci, perché c'è molta gente che deve parlare, dobbiamo dire le cose. Ti ringrazio, hai chiarito, giustamente hai fatto capire che siamo una cosa unica, sia tu come tua responsabilità, sia il presidente Senza Limiti Gianni Ferico e tutti gli altri collaboratori. Quindi ti ringrazio e ci sentiamo poi sabato prossimo. A te d'accordo, ciao, buona giornata. Ci sentiamo poi sabato, grazie. Se Gianni è in linea, gli chiedo poi di dirmi a che punto è, perché so che domani c'è una gara molto importante. C'è per caso in linea Gianni? Federico? Pronto? Se non abbiamo Gianni, vi ricordo che lui è il papà appunto di Maurizio, che parlerà del libro, di quello che diceva prima appunto il nostro collaboratore, e soprattutto ci spiegherà la partita, la gara che c'è domani, la gara di nuoto, ed è molto importante perché si preparano per i campionati futuri mondiali. Poi abbiamo con noi, se Gianni non è ancora in linea, penso che dovrebbe essere collegato, ci ascolta Ubaldo De Maria, che ci deve parlare di cose importanti entrando nelle tematiche per quanto riguarda le automotive, le auto e le gare sportive, che ci spiegherà com'è la situazione, per esempio per i campionati che ci sono adesso delle automobili. C'è qualcuno in linea oppure posso andare avanti tentando magari altre problematiche con Claudio? Abbiamo in linea... Luigi, ci sono anch'io in linea. Ci sei tu, De Maria? No, sono Gianni. Ecco, allora Gianni, puoi spiegare quello che ha appena detto adesso il nostro amico per quanto riguarda Maurizio e la gara che avete domani, domenica, a dimostrazione sì, ne abbiamo radio due gare, non una, due gare. Subito. Vai. Allora, buongiorno a tutti, volevo solo dire che domani noi come Senza Limiti, l'associazione dei ragazzi diversamente abili, domani partecipiamo per la prima volta appunto in Italia, facciamo delle gare organizzate da noi dei ragazzi sotto i 12 anni. Cioè, quindi domani a Casal Monferrato ci sarà una gara di nuoto in piscina dentro a Casale, quindi che parteciperanno tutti i ragazzini da 7 anni fino a 12 anni. Quindi noi ne abbiamo 5 che gareggeranno domani in questa piscina. Più abbiamo sempre domani mattina che vanno a giocare alla Spezia la nostra squadra di calcio a 5. Vanno a giocare domani mattina, partono prendono il treno alle 6:15 per andare giù appunto a Imperia a giocare a calcio. Quindi domani siamo su 2 fronti. Niente, volevo anche poi, visto che abbiamo anche il libro che Luigi dice sempre devi parlarne, abbiamo il libro che ho scritto di Maurizio, in pratica che lo potete trovare su Amazon, e comunque basta solo schiacciare e scrivere Maurizio, storia di un padre e della sua famiglia, quindi viene fuori e quindi lo potete acquistare. Tutto il ricavato verrà dato all'associazione, cioè, quindi questo libro aiuterà molte persone con disabilità, però aiuterà anche l'associazione nostra per poter andare avanti. Cioè, quindi io sono molto molto contento che voi mi date questo spazio tutti i sabati, in pratica quei 5-6 minuti da poter parlare dell'associazione Senza Limiti. Quindi Luigi, grazie a te, noi queste cose riusciamo a farle.
degli avvenimenti, quindi stiamo parlando di cose serie, scritte, perché domani è domenica 1 febbraio, poi domenica 8, poi domenica 15, poi sabato 21. Domenica 8 andiamo tutti quanti a fare le ciaspe alla Bardonecchia. 12 addirittura al nuoto acque libere, cioè abbiamo tutto sotto controllo, dimostrazione che facciamo cose serie e precise, ecco perché è un onore sentirti parlare, sia a nome di tuo figlio che a nome della tua grande associazione, Gianni. Sì, questo mi fa piacere, quindi sono contento che appunto c'è questi 5 minuti che mi fate parlare, dire un pochettino, parlare della nostra associazione, cioè, quindi io spero che tanta gente magari possa sentire e possa magari anche se vogliono chiamare, posso dare il numero del telefono mio, comunque sul sito nostro lo possono trovare perché il mio numero è il primo numero che esce fuori, però se qualcuno se lo volesse scrivere è 333 80 41 613, quindi se qualcuno vuole dei chiarimenti mi fa piacere se vogliono chiamare. Luigi, ti ringrazio tantissimo e a sentirci. Ok? Sì, però puoi sapere come vanno le cose anche per quanto mi riguarda. Grazie, ci sentiamo poi Gianni, grazie di cuore. Ciao, grazie, ciao. Sentiamo, grazie. Adesso io do la parola direttamente all'Ipodio perché sennò sembra che lo tratto male. Claudio, è giusto che senti un po' come vanno le cose perché poi prendi nota, decidi poi che domande fare e come andare avanti di conseguenza. Nell'attesa, Claudio, siamo in attesa di forse avere collegato con noi già Ubaldo De Maria, che sai chi è, che è il presidente dell'Automoto Club Canavese, al quale chiediamo spiegazioni per quanto riguarda le partecipazioni adesso anche in Francia, in Belgio, insomma dove ci sono gli avvenimenti. Come va Claudio, se mi senti? Va tutto bene? Sì, tutto bene. Ci sono un po' di attività in progress in associazione, quindi penso che a breve avremo un paio di convenzioni buone, che erano quelle che mi chiedevi e che la gente chiede, i nostri amici chiedono per le assicurazioni. Quindi stiamo vedendo un paio stiamo aspettando alcune conferme, dai, mettiamola così. La persona giusta, io ti chiedo scusa perché sai che è inutile che lo dica in radio, i miei problemi che sono molto gravi e non riesco a seguire. Sembra che sto scherzando, ridendo, ma... Allora, Claudio, tu devi anche dare, perché a noi continuano a telefonare, i nomi, i rinnovi, perché adesso siamo a gennaio, non ancora, domani febbraio. Voglio dire, per i rinnovi delle iscrizioni, le partecipazioni, quali sono le assicurazioni migliori, le più vicine, le più comode, le più pratiche e come stanno andando anche le norme che noi stiamo trattando per quanto riguarda il nuovo codice della strada. Non so se abbiamo il collegamento, chiedo io a Natalia che poverina anche lei non sta tanto bene, se per caso De Maria Ubaldo è in linea, per caso. Sì, Luigi. Sono in linea, buongiorno a tutti. Allora scusami Ubaldo, ti lascio la tua parola, spiegaci tutto bene perché sei la persona giusta al posto giusto e Claudio se ha qualcosa da dirti te la può dire apertamente e tranquillamente perché siete i due capi per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le auto. A te, vai Ubaldo, vai. Ciao bello, un bacione. Io più che altro ho solo da raccontare l'evento clou che si sta svolgendo a Torino e quindi è praticamente quello che ci dà un po' di lustro e la cosa mi fa sempre più piacere. Allora, oggi in casa ACI, in piazzale San Gabriele di Gorizia, c'è praticamente le verifiche tecniche e sportive di tutte le auto, le 70 auto che partiranno da Torino per raggiungere il Principato di Monaco per il famoso rally Monte Carlo storico, esattamente il 28esimo, se non sbaglio.
se non ho sbagliato a fare i conti sul numero. Dicevo, 70 vetture su 300 vetture che partono da tutta Europa per raggiungere appunto la città di Monaco, e poi di lì ci saranno praticamente venerdì, sabato e domenica prossimi 3 giorni di gara vera e propria. Che dire, bellissime vetture della nostra gioventù, e poi la cosa che sotto un certo aspetto mi fa piacere, perché è anche più bello, più spazioso, meno problematiche per quanto riguarda il centro di Torino. Domattina le vetture dalle 9 alle 11 si porteranno tutte nel piazzale antistante la palazzina di caccia di Stupinigi, dove poi addirittura all'interno lì dei vari saloni ci sarà il catering per i concorrenti, le autorità, gli ospiti e i media, e dopodiché poi alle 14:30 la prima vettura partirà appunto dalla palazzina di Stupinigi in direzione Perosa Argentina, Sestriere, e poi scendere giù a Monaco. Bella faticaccia. Io tra l'altro sarò presente sia domani mattina come servizio ACI sia a Perosa Argentina nel pomeriggio per il primo controllo orario, appunto al passaggio delle vetture. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché perché l'ACI di Torino, l'ACI storico, è sempre in mezzo, e soprattutto perché la città di Torino anche quest'anno ha avuto questa assegnazione della partenza del Monte Carlo storico, che è sempre una bellissima gara. Poi altra notizia da parte di Claudio, no? Perché lui come presidente del Club Padania queste robe qui le conosce a memoria, sa chi sei e cosa ne pensa di quello che stai dicendo. Claudio, tu come la senti la situazione che sta spiegando il nostro grande Ubaldo? Beh, ma quando ci sono manifestazioni che vedono veicoli in giro è sempre bello, di chiunque siano. Parliamo di ACI, sai, sono molto critico su alcune scelte che ha fatto ACI con ACI Storico, l'ASI. Sono più di 20 anni che ci tiriamo testate, però quando si fanno cose belle bisogna soltanto assistere, andare a guardare e godersele, perché sono belle giornate sicuramente. Difatti io condivido il tuo pensiero, perché alcune cose non mi sono piaciute a livello personale neanche a me, però siccome faccio parte del CUG, appunto dell'associazione commissari di percorso di Torino, che siamo sotto l'ACI, posso dirti che almeno queste manifestazioni sono veramente una cosa molto gradita, e da quello che ho capito e che ho visto anche il pubblico le gradisce molto. Almeno l'anno scorso era in piazza Castello, c'era anche le staffette con la Delta, quindi per me è stata una bella cosa, anche perché poi ho partecipato anche con la mia Delta, ma è stato bello soprattutto vedere quanto pubblico veramente ha accolto queste storiche. E quando si parla di storiche, lo sai che io sono abbastanza malato di questa cosa, per cui veramente ci tengo da morire, e la cosa mi fa molto piacere. Un'altra notizia che posso darvi, cambiando anche un po' diciamo così, la disciplina, posso dirvi che ci sarà il 14 febbraio a Finale Ligure la prima gara di quest'anno, chiamata, aspetta che c'ho anche il nome preciso, com'è che me l'hanno scritto, che è molto bella, secondo me è una cosa per gli amanti del motocross, in poche parole. C'è la prima gara, eccola qua, Super Mare Cross a Pietraligure, il 14 e 15 febbraio, praticamente sulla spiaggia faranno un percorso fettucciato per tutti gli appassionati del motocross, e quindi col patrocinio del comune di Pietraligure ci sarà questa gara che è interregionale. Cosa vi devo dire altro? Niente, per me quello che volevo raccontare soprattutto era appunto la partecipazione, che spero che domani, visto che il tempo sembra
sia molta gente alla palazzina di Supinigi, perché è anche un bello spettacolo vedere tutte queste vetture davanti alla palazzina e poi la partenza una dietro l'altra. Sì, comunque prima di andare nella seconda parte io ti ringrazio, perché adesso a sabato sai che devi essere disponibile il più possibile, perché alla gente interessa capire bene anche come stanno le cose e come ci stiamo comportando noi internamente. Adesso io ti ringrazio di aver accettato, e tanto ormai fai parte della famiglia come tutti, e quindi dobbiamo dare, mi pare, un minuto di spazio alla nostra Natalia per l'intervento, per l'intermezzo. Nella seconda parte, caro Claudio, ci avrai a che fare prima con l'ingegnere Diego Cudia per quanto riguarda l'estero, e poi forse, non so, non te lo posso assicurare, sarà anche in linea forse anche l'architetto Arturo Caligaro. Però adesso, Claudio, diamo pure, grazie a te, la parola allo studio per poi intervenire nella seconda parte, e ringraziamo appunto Ubaldo per la sua partecipazione. Un bacione a tutti. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Allora Claudio, diamo pure la parola allo studio, grazie. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie, allora riprendiamo la seconda parte. Allora abbiamo con noi in collegamento l'ingegnere Diego Cudia, quindi Claudio adesso la seconda parte è tutta vostra e mi pare che è giusto che chiarisci su dal tuo punto di vista come vanno le cose, i costi, le spese e quello che sta succedendo, e poi anche dovete spiegare, Cudia ce lo spiega come vanno all'estero, come mai noi per lo speed di poste sta diventando a pagamento, cioè sta diventando addirittura un canone di 6 euro all'anno. A voi due la parola fino alla fine, andate tranquilli, poi se riusciamo ad avere con noi anche Arturo meglio ancora. Vai Claudio, scusami, ma adesso ti devi sfogare tranquillamente, grazie. Come sempre, sembra quasi che io e l'ingegnere ci mettiamo sul ring, pronti a menarci su qualsiasi argomento. Buongiorno ingegnere. Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà. Buongiorno Luigi, buongiorno. Grazie. Abbiamo gli argomenti nel nostro mondo sono sempre tanti, ci sono delle
logiche che si muovono per quanto riguarda il comparto elettrico. Ci sono delle nuove batterie che sembra che in futuro miglioreranno un po' anche la parte economica, oltre che la durata e la sicurezza, che in alcuni casi con le batterie al litio si è visto inizialmente dare qualche problemino. Ottime per la durata, probabilmente per i cicli di ricarica, ma in alcune situazioni sono sembrate un po' delicate, oltre che molto costose. Si stanno vedendo, io lo chiamo un po' sistema drogato, quello degli incentivi per l'acquisto, perché ancora oggi purtroppo, se facciamo un confronto con l'auto tradizionale, che sia benzina o gasolio, e la pari elettrica, la differenza è veramente ancora molto importante per se pensiamo a una famiglia media che se ne deve fare carico, secondo l'Europa, con l'obbligo a cambiarla. Però ecco, una cosa che volevo chiedere, secondo lei, no? E andiamo per logica, faccio anche un po' forse di retorica, ma il fatto di andare verso una scelta, quindi abbandonare il gasolio, abbandonare la benzina per andare all'elettrico, non poteva essere tranquillamente un cambio quasi automatico se ci fossero stati i veri vantaggi di cui l'Europa parla. Invece sta diventando un obbligo. Io purtroppo quando vedo gli obblighi rimbalzo dalla parte opposta automaticamente, non ci posso fare nulla, è proprio una questione mia personale. Quando mi dicono devi fare per forza questa cosa, io di solito faccio un passo indietro e rifletto sul perché mi stanno obbligando a prendere una determinata decisione. Ci sono tanti punti su cui vedere un po' e tranquillizzare i nostri ascoltatori? Sì, allora, mi pare di aver capito, ho capito insomma l'argomento. Dunque, io non parlerei chiaramente di obbligo e neanche di abbandono. Ricorderei comunque che così come l'elemento chiave, cioè il petrolio, ci ha fornito chiaramente con lo sviluppo tecnologico tutta una serie di materiali e anche argomenti di discussione che hanno condizionato la nostra vita, no? Quindi ecco perché comunque con lo sviluppo dell'utilizzo dei petroli si è abbandonato, per quanto riguarda l'autotrazione, così focalizziamoci su quell'argomento lì, per quanto riguarda l'autotrazione, la cosiddetta propulsione elettrica, che ricordiamolo ai radioascoltatori è stata la prima ancora che qualcuno pensasse di scavare dei pozzi e di sfruttare il petrolio eccetera per ricavare benzine, gasolio, tutta una serie di liquidi più o meno infiammabili, compresa la plastica. Comunque non ci allunghiamo. Quindi la prima propulsione, cioè quando hanno messo una carrozza ad un motore elettrico simile, sempre ricordiamolo perché molti continuano a non capire queste macchine elettriche o ibride, ma che cosa sono esattamente, ecco. Per cui io faccio sempre il riferimento, hai presente la lavatrice che usa tua moglie, la moglie così, ecco, è più tecnologica la mia mamma che ha 70 anni, che aveva 70 anni, 80 anni, oppure le nonne che fanno andare la lavatrice e la sanno gestire, la sanno pulire, la sanno sistemare, che non magari il giovanotto appena fresco di potente che non sa neanche come è fatto il motore elettrico. Chiudiamo questa piccola parentesi. Allora, quindi non chiamerei la propulsione elettrica diventerà una alternativa più o meno accettata. L'abbiamo vista bene con i grandi motori, tutti ormai viaggiamo con i treni che sono elettrici, tra un poco le navi cominceranno comunque ad abbandonare i motori a gasolio, cominceranno a usare gli elementi, i carburanti cosiddetti biologici, qualcuno lo fa, insomma, ecco. Quindi i camion anche, perché lì, come accennato lei prima, questi grandi veicoli, questi veicoli che per dimensioni e stazza permettono di avere batterie grandi e quindi
potenti e quindi e anche, diciamolo così, anche un po' più curate, ecco, perché sono veicoli che devono lavorare. Non che l'automobile elettrica da 25.000 euro non deve lavorare, anzi, però comunque abbiamo constatato anche da un laboratorio di analisi non sono ben curate, ecco perché certe batterie poi, come è stato accennato prima, prendono fuoco, ma di questo poi potremo parlare magari in una volta successiva, cosa fare, come controllare, cosa vedere se un'auto elettrica è ibrida, ecco, può essere sicura, ne parleremo volentieri un'altra volta. Allora, io chiaramente faccio affidanza su potere decisionale anche delle persone, giustamente le dice io, quando qualcuno mi obbliga faccio marcia indietro, molti lo fanno perché comunque prendere in mano qualcosa che non si conosce, oppure secondo le nostre conoscenze è fatto male, non ci dà affidamento, allora ritorniamo alla vecchia tecnologia, la cara vecchia e ormai rodata tecnologia. Ecco, torno a dire quello che avevo detto l'altra volta, le scuole guida dovrebbero anche far capire ai giovani che vogliono prendere la patente come sono fatte le auto ibride elettriche e cosa fare per gestirle, ecco, più o meno. Non solo attaccare la spina, ma tante altre cose. Se vado troppo avanti poi fermatemi. Ecco. No, una cosa sì, te la volevo dire. Io guarda, ho un figlio... Chiudo solo il concetto. Sì, allora, poi chiaro, intervengono grandi logiche proprio di consumo e di mercato. Chiudo lì. Ecco, prego. No, l'ultimo che stavi dicendo mi ha fatto sorridere un attimo. Se pensiamo che è giusto che ci sia un'informazione nelle autoscuole per chi fa la patente oggi. Abbiamo però due problemi col discorso delle patenti. Una volta si guardava non il giorno del compleanno per i 18 per andare a farla la patente di corsa, ma si contavano i minuti per poter andare a fare questo benedetto corso per ottenere la patente. Oggi i ragazzi faticano a andare a fare la patente, ne parlano, se si va a chiedere nelle autoscuole lo dicono che c'è un grande problema, sono veramente sempre di meno. I ragazzi preferiscono, soprattutto nelle città, fregarsene e non avere l'onere o il costo o il pensiero. Chi fa la patente oggi vede anche tutti i cambiamenti sugli esami, sull'aumento delle ore che sono giuste. Io sono favorevole alle 2 ore in più mirate a diverse tipologie di guida, quindi la guida in autostrada, la guida notturna, eccetera. Quindi sono importantissime queste applicazizioni che fanno. Posso fare una piccola parentesi? Posso aprire su una parentesi così mi collego? Sì. Oggi si impara a parità di tempo, si impara almeno nozioni di una volta. Chiudo la parentesi, ecco perché ci vuole aumentare il tempo. Si usa il tempo per comunicare ai giovani patentati più informazioni, che una volta magari in un'ora imparavi, adesso ce ne vogliono 3. Chiusa parentesi. Sì, c'erano, ci sono vari problemi. Purtroppo l'elettronica che doveva tanto aiutarci, alleggerirci, ci ha svuotato il cervello in alcuni casi, purtroppo, e soprattutto ha addestrato i nostri ragazzi a non utilizzare proprio la propria mente, a utilizzare sempre dei supporti esterni. E questo è un grosso problema che già oggi è pesante e in futuro sarà ancora peggio. Ma il discorso è proprio legato anche al fatto di pensare e di informare i ragazzi. Già oggi hanno la patente col cambio manuale e col cambio automatico, hanno patenti diverse. Se poi fanno un altro spacchettamento con auto a benzina e auto elettrica, non so dove andremo a finire. Però sì, l'informazione va data sicuramente, va spiegata a sommi capi la differenza tra queste motricità. Io però, vedi, sono ancora legato a una problematica. Io viaggio molto, viaggio tanto, ho fatto adesso la mia macchina quasi a 5 anni circa, ha già superato i 230.000 chilometri. E io faccio tratte da
1600, 1500, 2000 chilometri a botta, quindi io parto la mattina e arrivo quando è finita la strada dove devo andare. Se io penso e ho fatto un calcolo, se dovessi fare, ci sono delle applicazioni che fanno il calcolo, se io ho una Tesla e voglio fare da qui a là quanto tempo ci metto, le ricariche, le colonnine e tutto il resto, io ci metterei minimo il triplo del tempo, e soprattutto tra costi di ricarica che sono pari o peggio se sono le cariche rapide, ci guadagno magari un'ora di tempo ma spendo un 40% in più sulla ricarica. I costi sono altissimi, sono pari alla benzina e al gasolio se non peggio, ma soprattutto il tempo. Il tempo che diventa, ci vuole il triplo del tempo per fare la stessa tratta. Sì, queste cose le avevamo già detto tempo addietro, perché comunque chi progetta un'automobile da un punto di vista ingegneristico è una macchina che lavora, come può essere una lavatrice, come può essere una macchina da stampa, come può essere una caldaia, come può essere un generatore di corrente, è una macchina che lavora, prende energia da una parte, e nel nostro caso benzina, gasolio oppure corrente elettrica, la immagazzina e poi ce la rende facendoci fare la strada, facendoci percorrere chilometri e chilometri. Quindi il suo lavoro è quello, è stato progettato per quello. Quindi essendo una macchina, i progettisti sanno quali sono i rapporti tra resa di questa macchina qua, proprio in termini meccanici e ingegneristici. Oggi, io l'ho detto sempre, oggi chi fa tratte oltre i 500 chilometri al giorno, quindi è il caso della maggior parte delle persone, così, cioè dei lavoratori autonomi, dei professionisti, eccetera, non sbaglia i calcoli mettendosi sopra un'auto interamente elettrica, perché proprio come è stato detto prima, facendo poi i calcoli della serva non conviene. Soprattutto per il tempo. Il tempo è fondamentale per il lavoro, quindi il tempo si calcola, il tempo è una variante proprio fisica che chi ha studiato, insomma è una variante anche non c'è bisogno di essere ingegneri o comunque tecnici, il tempo è denaro, per cui se devo perdere mezz'ora per ricaricare la mia macchina, anche se fa 500 chilometri, sono mezz'ora, faccio 3 ricariche e quindi sono già un'ora e mezza che io faccio niente e anche la mia macchina fa niente. Ecco perché dico sempre meglio usare altri tipi di carburante, ecco, non quella elettrica. Ecco, meglio l'ibrida, ma non c'è ancora, ma poi finisco, è anche fisiologico, perché una batteria, il carburante chimico, cioè benzina, gasolio, metano, tutto quello che vogliamo, è fisico, è una sostanza che prendi da un serbatoio e la metti nella tua macchina e ci sta, e ci metti 3 minuti e quindi non li calcoli nemmeno. Con 30 minuti invece di corrente elettrica, perché devi ionizzare, devi cambiare stato ad una batteria, ci vuole devi cambiare proprio la composizione chimica della batteria, ecco, e non possiamo chiaramente, è un processo molto ma molto complicato, insomma, ecco, un po' e quindi lungo, è fisiologico della batteria e quindi non è conveniente alla fine. Quindi io lo dico, se dobbiamo essere franchi, non comprate auto elettriche se dovete fare più di 500, perché 500 km ormai anche una macchina media, si è parlato prima di Tesla, Hyundai, tutte queste macchine, marche un po' più nobili, così li facciamo. Però i tempi di ricarica e poi soprattutto i punti, come si diceva con anche l'architetto Carligaro, i punti sono scarsi e quindi ci troviamo in una situazione proprio molto molto negativa, non produttiva. Prego. Sì, io dico purtroppo, perché io tanti anni fa, quando facemmo ce lo ricorderà forse anche Luigi, una bellissima manifestazione alla Fiera di Montichiari con i motori, abbiamo uno stand gigantesco con tutte le auto storiche, vicino a noi c'era un'azienda che costruiva dei supporti elettrici, una era la Biga,
era proprio una sorta di biga romana elettrica che la usavano per i trasporti interni nei capannoni, negli aeroporti, c'erano così. E avevano fatto una piccola competizione con le loro per dimostrare la funzionalità e poi era stata fatta una bella gara, una dimostrazione tra un kart 100 internazionale, quindi tra un kart, me lo ricordo bene perché avevo poi tutta la documentazione, tra un 100 che faceva il mondiale di kart e un kart elettrico di pari kilowatt. Tutti ridevano quando li hanno messi uno di fianco all'altro perché l'altro aveva un volume di batterie assurdo, ovviamente perché doveva dare una forte prestazione in poco tempo, era quasi una gara di accelerazione, dovevano fare 2 o 3 giri di pista. Fatto sta che al pronti via, mentre il kart a benzina faceva i primi 2 metri in scatto, l'altro ne aveva fatti 50 di metri, si era lanciato come un proiettile. Quindi ci fu lo shock del potenziale dell'applicazione elettrica, perché il motore, quando lo accendi, gira ai suoi giri in una frazione di secondo. E quindi spaventò molto questa cosa. Però poi ci sono tutte le problematiche collegate che stiamo vedendo in questi anni, oltre alla manifattura della composizione delle batterie, di alcune batterie del passato, anche abbastanza recente, c'è proprio il discorso del chilometraggio, perché anche la dichiarazione di quanti chilometri fanno alcune auto elettriche sono a condizioni di laboratorio, quindi dicono sì, questa macchina fa 500 chilometri, sì, però con la radio spenta, senza riscaldamento, perché è elettrico anche il riscaldamento, senza l'aria condizionata, senza le luci accese, senza, accendi 3 cose, la macchina fa 200 chilometri e poi la gente rimane purtroppo delusa da questa cosa. È lì il problema principale. Si è forzata una situazione prima ancora di averla davvero in mano. È vero, come dicevi all'inizio, ingegnere, che giochiamo con i motori elettrici sulle autovetture, ma su mezzi di movimento dal 1830. Siamo quasi a 200 anni dal primo mezzo elettrico. Quindi di strada secondo me se ne poteva fare molto. Se pensate ai computer che evoluzione hanno avuto in 50 anni, mettetela sulle automobili, oggi dovrebbero volare, quasi quasi ci siamo. O pensate ai supporti di memoria, no? Dai dischi di una volta da 3 pollici e mezzo più grossi ai microchip che abbiamo oggi. Cioè, l'evoluzione in tanti campi è stata stravolgente in questi 50 anni o 100 anni. La motricità elettrica ha delle problematiche probabilmente oppure, o cosa dici, ingegnere? Teniamoci l'oppure? No, allora, ripeto, è uno sviluppo che comunque, come ce ne saranno tanti altri, insomma, ecco, quindi sempre legati all'autotrazione, alla motricità, ecco. Indubbiamente, come si diceva anche con Luigi Sinatore, indubbiamente c'è una versione politica e sociale di questa motricità, è una versione reale, quella reale è quella di cui stiamo parlando adesso, che ci sono problemi proprio reali, perché giustamente il mondo mi prospetta, gli ingegneri, i produttori prospettano auto che in teoria dovrebbero agevolare o se non sostituire certe tecnologie che hanno 120 anni, che il petrolio ne ha un pochino di meno, sviluppo così il petrolio per autotrazione. Si pensa di farlo in pochi anni, addirittura chiudendo, ecco, cosa che è impossibile perché non puoi chiudere una cosa, cioè io immagino il 2035, se veramente, come si diceva con Luigi Sinatora, dalla comunità europea oppure qualcuno chiudesse tutti i pozzi, praticamente il mondo finisce. Ecco, quindi è come
oggi levare uno smartphone a delle persone piuttosto ne escono senza scarpe, ma in ciabatte o piedi nudi, ma lo smartphone devono averlo. Per cui ormai è diventata una cosa così radicale, fisiologica, che non se ne può fare a meno. Bisogna cercare di far capire alle persone comunque, che poi alla fine sono le più importanti, perché noi possiamo progettare, i costruttori possono progettare tutte le auto elettriche che vogliono, ma poi se le persone se i ragazzi non sono ben informati, neopatentati, le persone che devono che vogliono cambiare la macchina e che magari un domani si sentono anche obbligati, nessuno dovrebbe essere obbligato sentirsi obbligato, questo diciamolo, ecco. Non vi sentite, io lo dico anche ai vari congressi, non vi sentite obbligati a fare nulla, potete andare in giro anche con l'auto di 40-50 anni che va a benzina o a gasolio, purché comunque l'auto sia ben conservata, eccetera. Nessuno vi imporrà mai, ecco, nessuno vi verrà a mettere i lucchetti alla macchina. Per cui, però questa cosa deve essere accompagnata dalla proprio consapevolezza che se uso una tecnologia ci devono essere i presupposti, l'informazione innanzitutto, e poi tutto il sostrato, lo strato, proprio l'ambiente sociale. Ecco, si parlava una volta, forse l'aveva detto Luigi Signatura, ma se dovessimo fare nelle città delle cose, dei parcheggi elettrici, oppure favorire, perché le città sono poi il nostro metro di confronto, le città e i lunghi viaggi, per parlare di elettrico, ecco, città perché ci viviamo nelle città, e i lunghi viaggi perché ci spostiamo, facciamo il lavoro. Per cui se dobbiamo rendere le città un po' più smart e quindi più elettriche, dobbiamo rompere le scatole a gente come i futuri sindaci, a gente come Arturo Calligaro, che essendo architetto a volte si discuteva, ma qui dovremmo fare metà città dovrebbe essere una sorta di centrale elettrica, ho capito, ma poi come la alimentiamo? Col carbone o col gasolio? Dobbiamo vedere, mettiamo i pannelli e creiamo delle situazioni che per noi oggi in Europa sono fantapolitica, ma in alcuni paesi del mondo è già realtà. Quindi insomma dovremmo cercare, noi che facciamo informazione, che così di accompagnare, perché poi la macchina dobbiamo comprarla, ecco, se no rimangono nei parcheggi anni e anni. Certo. E poi come si è detto prima, le batterie già dopo un anno che lavorano bisogna rifarle, perché le batterie, come dire, non muoiono ma si degradano, si rovinano, anche stare ferme. Prego. Sì, esatto. Speriamo in un futuro. Sì, comunque bella informazione, giustamente, noi sottovalutiamo questa cosa, ma va detto. Quando si parla di 2035 si parla di produzione delle autovetture nuove, pensano. Quindi chi ha oggi un'auto e se la vuole tenere per i prossimi 200 anni lo può fare, ovvio, aumenterà il costo della benzina, probabilmente faranno altre politiche più per convincerci se vogliono se andranno avanti in quella direzione. Io penso che non ce la faranno. Se vorranno andare avanti in quella direzione, poi useranno altri sistemi, altri metodi per invogliarci e farci capire che è svantaggioso continuare con le auto vecchie. Comunque nessuno ce le può togliere, perché comunque legalmente quando avete acquistato quell'autovettura, l'autovettura era a norma, rispettava tutti i criteri di legge, rispettava tutti i canoni di quel periodo, e quindi nessuno vi può impedire di usarla. Ci sono anche delle limitazioni su cui c'è da discutere, però nessuno vi può impedire di averla e di poterla utilizzare quell'autovettura. Io faccio leva anche quando a volte scrivo così sul fatto che c'è tutta una schiera di persone che, quindi chi fa informazioni, in questo caso professori, scuola guida, produttori, chi parla per radio come stiamo facendo adesso, in televisione, comunicare. Questa è una cosa importantissima, perché la comunicazione è meglio far capire che l'auto elettrica, parlando di auto elettrica, non è fatta per andare a ballare o fare a giocare così, devi conoscerla, se no fai la fine di quelli, uso un termine, poi parleremo magari, se non conosci un elemento
questo ti ammazza, come è successo a Crans-Montana, tanto per dire una piccola informazione che può aprire dei dibattiti. Chi ne parla deve comunque capire che ci stanno ascoltando migliaia di radioascoltatori, così ci ascolteranno l'informazione importante. Chiusa parentesi. Esatto. Siamo al termine, quindi grazie ingegnere per la presenza di oggi. Luigi, a te. Sì, grazie a voi. C'erano anche altre cose importanti, perché voi parlate giustamente, però io dico, ma ragazzi, per prendere la patente B la prossima settimana discutete di questo. Deve affrontare un percorso più rigido con 8 ore di esercitazioni certificate presso autoscuole, divisi in modo obbligatorio, che includono guida notturna e autostrade. Cioè, qui parliamo del 2035 delle elettriche, però quello che succede oggi è un'altra cosa. Comunque vi ringrazio tutti coloro che partecipano a questa trasmissione, soprattutto Natalia e soprattutto Radio Libertà con la nostra trasmissione di filo diretto. Quindi vi ringrazio, vi saluto e ci sentiamo sabato prossimo alla stessa ora. Avremo in collegamento con noi anche l'architetto Arturo Calligaro e ci parlerà anche delle risposte politiche che in questi 7 giorni prossimi succederanno, perché ci saranno grosse novità. Io ringrazio e ricordo a tutti il nostro motto, che è meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Ringraziamo la trasmissione e diamo a voi la parola. Grazie e a voi studio. A risentirci. Ciao a tutti, buon fine settimana. Avete ascoltato